Adesso ascolteremo un'altra bella canzone tra le tante scritte da Campora, che compose molte belle canzoni, tra le quali Virne, che già ho detto. Lui la affidò inizialmente a Franco Ricci, ma quella canzone, lui non ci credeva molto in quella canzone, perché credeva molto in un altro brano, A Porta, che poi ascolteremo anche durante il corso di questa trasmissione. Ma un altro brano, A Porta, andò bene, ma non ottenne la stessa popolarità di Virno. Lui fondò la casa editrice a Campora con annessa scuola di canto che ebbe sede all'Angiporto Galleria numero 7 a Napoli. Sapete, sotto la galleria, quando si esce verso Santa Brigida, ci sta quella stradina e quella è l'Angiporto Galleria. Fu molto amico di Vittorio Annone, un altro celeberrimo artista, col quale organizzava feroci burle, perché lui era un tipo scherzoso. Adesso una nota triste sul nostro Campora, perché finanziariamente, come il nostro maestro, non è che se la passava molto bene, infatti spesso, no, non è il caso tuo maestro, non ti preoccupare, lo sto dicendo così, molto spesso andava soggetto a prestiti che poi naturalmente, come ogni persona seria e per bene, lui restituiva normalmente e con precisione. Adesso ascolteremo un'altra celeberrima canzone di De Crescenzo e A Campora che si intitola Calamita d'Oro. La canta un'altra bella calamita, perché lei li attrae attraverso lo schermo della televisione, che è Raffaella De Simone, Calamita d'Oro. Tu sei attaccante come una malia, perciò ti chiama calamita d'oro. Sai mettere in te vena frenesia e sulla bocca tua può dare storia. Calamita d'oro, quella che hai fatto a me, chi ti perdona. Io non ti dico niente, perché sta bocca ardente tanto m'attacca a te. Passando rindovico un buon consiglio e te hanno sparlato tutto quanto. Un'amica ritta sì, un buono figlio, lascia le porte scere a tutte sante. Calamita d'oro, io non ti dico niente, perché sta bocca ardente tanto m'attacca